Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Bentrovati, cari ascoltatori, buongiorno. Vi confesso che io sono molto affascinata dalla storia ebraica, storia di cui ho letto varie fonti, libri e continuo ad approfondire l'argomento che è vastissimo, veramente vastissimo. È difficile impossessarsi della vera conoscenza, ma è tuttavia molto, molto affascinante, soprattutto perché si intreccia con la nostra dal tempo dei tempi, anche precedentemente ai Romani e quindi precedentemente alle vicissitudini medievali che ci hanno visto protagonisti anche della storia di Gerusalemme, risale proprio al tempo dei tempi e arriva e prosegue, arriva fino ai giorni nostri, come ben vediamo. Recentemente sono in corsa in una documentazione interessante sugli ebrei italiani, ecco, e questa storia mi ha interessato e ve la voglio riportare. Ce la racconta Alexander Beider, che è un linguista, autore di un'importante bibliografia sull'onomastica ebraica e la storia dello Yiddish, che attualmente vive a Parigi, che scrive sul giornale The Forward il 6 agosto del 2018 un interessante articolo che è stato poi trascritto e riportato nel 2022 dall'associazione Joy di Milano, scritto con la J, Joy di Milano. Sono tantissimi i gruppi che hanno composto nella storia la diaspora ebraica. Di questi più famosi, di cui si sente spesso nominare, sono gli Ashkenaziti, i Sefarditi, i Misraim, ma anche i Bukhari, i Falascià, i Romagnoti e anche altri. Tuttavia gli ebrei italiani, detti Italkim, rappresentano un'eccezione unica e con una notevole storia che si sgancia dalle altre etnie ebraiche. Spesso si sente parlare di due categorie di ebrei, no? I più famosi, gli Ashkenaziti e i Sefarditi, e molti parlano anche di un terzo gruppo, i Misraim, per indicare gli ebrei che vivevano nei territori che oggi sono occupati da Iraq, Siria, Yemen, Iran, e quindi forse il ceppo più antico, quella che era la Mesopotamia, Babilonia, Georgia anche, Uzbekistan, l'Ucraina, ecco, tutto questa zona medio orientale era occupata da questo ceppo ebraico, ma questa divisione in gruppi è molto complessa e quindi non sto adesso assolutamente ad addentrarmi. Diciamo che per classificare gli ebrei ci sono tre metodi che sono stati usati. Uno si basa sulla geografia, uno sulla lingua e uno sulla religione, e già qui entriamo in una complessità, no, vedete. L'etichetta di Ashkenazita è stata applicata agli ebrei che sono discesi da uno dei figli di Noè, Jafet, se vogliamo far risalire l'origine anche alla Bibbia, no? I tre figli famosi, Cam, Sem e Jafet. Uno dei figli di Jafet era Askenaz, che in realtà era il nipote, non era il figlio, che ha fatto scaturire la stirpe, ha dato origine alla stirpe dei Gentili e quindi poi degli Ashkenaziti. E quindi questo territorio che nella letteratura medievale rabbinica è chiamato Ashkenaz corrisponde alle regioni dove la maggioranza parlava dei dialetti germanici, mentre gli ebrei sefarditi sono quelli i cui antenati vivevano nella Spagna medievale, detta Sfarad, la Spagna, o più in generale tutta la penisola
iberica, quindi i 2 grandi ceppi, no. Un secondo approccio invece è quello che si basa sulla lingua più che sulla, geografia e sul territorio, dice che gli askenaziti moderni discendono dagli ebrei che parlavano lo Yiddish, la lingua Yiddish, mentre i sefarditi da coloro che parlavano lo spagnolo o giudesmo, in spagnolo ladino, che da non confondersi con il ladino delle nostre Dolomiti, un altro ladino. Seguendo questo metodo, viene usato il termine Misrai per riferirsi agli ebrei che durante la prima metà del Novecento, 1900, parlavano il giudeo-arabo. Quindi tutti gli ebrei nordafricani, a prescindere dai loro antenati, sarebbero Misraim, quindi i Camiti, i discendenti dal figlio di Noè, Cam. Quindi anche per esempio gli etiopi, gli egizi, gli africani del nord, eccetera. No? Un terzo modello classifica gli ebrei in base alla religione e ai riti religiosi usati nelle proprie comunità. Quindi i sefarditi risultano essere il più grande gruppo, considerato che sin dall'inizio del XX secolo erano tante le comunità nel mondo che seguivano rituali ebraici secondo la tradizione sefardita. Nessuna di queste classificazioni risponde alla domanda a quale categoria appartengono gli ebrei italiani. E così appunto il nostro Alexander Beider, linguista e scrittore, ci aiuta a trovare una risposta. Allora, l'opinione più diffusa è che gli ebrei italiani siano legati ai sefarditi, ma non è proprio così. È senz'altro vero che negli ultimi secoli sia stato il rito sefardita quello più usato nei territori, in quei territori che nella seconda metà del XIX secolo si sono uniti per formare l'Italia. Tuttavia, secondo il criterio linguistico, l'ebraismo italiano dovrebbe essere visto come un gruppo culturale separato dagli altri ebrei, dato che gli ebrei che vivono in Italia parlano da secoli l'italiano. Ma se applichiamo il primo metodo di classificazione per rivelare le radici geografiche dei diversi gruppi di ebrei italiani, cioè i cognomi delle famiglie ebraiche italiane, si evince che il nocciolo degli ebrei italiani non sia né sefardita né ashkenazita, ma un gruppo completamente a parte. E qui si fa curiosa la storia dei nostri ebrei italiani e questa antica origine indipendente dalle altre o presunta indipendente da fonti storiche è anche la ragione ai miei occhi che spiega il perché noi italiani e l'Italia in generale, gli italiani in generale siano molto attaccati ai gruppi ebraici e agli ebrei in generale. Cioè il rapporto stretto di cooperazione tra l'Italia e gli ebrei italiani che risiedono in Italia è molto stretto, molto forte. In diverse occasioni è emersa questa vicinanza di cuore, direi proprio. E quindi qua c'è una sorta di spiegazione. Ehm, Gli antenati degli ebrei italiani erano presenti nella penisola italica già molti e molti secoli fa, prima ancora dei Romani. Nella letteratura ebraica non esiste un termine largamente accettato per indicare questi ebrei indigeni italiani e sono spesso chiamati semplicemente italiani. Roma, che già nell'antichità aveva una grande popolazione ebraica, perché naturalmente erano andati giù a conquistare la Palestina e quindi Palestina era un territorio romano e quindi c'era stato un grande scambio. Ehm, ecco, Roma ha ospitato per secoli la comunità con più italiani, questi famosi Italkim, italiani messo scritto in grassetto o in corsivo per indicare non noi italiani, ma gli ebrei italiani, gli Italkim. C'è una storia che si intreccia a metà un po' tra storia storica e leggenda, quindi la storia di queste 4 famiglie ebraiche portate a Roma dall'imperatore Tito come prigionieri dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quindi siamo nel 70 d.C., quindi già anni e anni dopo, perché risale a prima lo scambio culturale
tra ebrei e italiani e popolazioni italiche o romani, insomma. E tra le fonti ebraiche queste famiglie appaiono con dei nomi strani che cerco adesso di leggervi, Imin Atapukim, che significa delle mele, famiglia delle mele, Imin Adumim, dei capelli rossi, i Mim Anavim, dell'umile, e i Min Anearim, dei giovani. E ve l'ho letto come leggo, come posso leggere io queste parole. La più vecchia fonte scritta di questa storia è relativamente recente, appare in un libro pubblicato alla fine del XVI secolo da un membro della prima famiglia, Rabbi David, dei Pomis, delle mele, quindi la prima famiglia. Veneziani stavano a Venezia. Dello stesso secolo, 1600, troviamo anche la più antica menzione della seconda famiglia in un documento cristiano che fa riferimento al nome italiano della famiglia De Rossi, che è un nome molto comune in Italia ancora oggi. I membri della terza famiglia appaiono in documenti italiani del 1600 con la forma ebraica di Anau. Tra le fonti ebraiche i riferimenti più antichi sono i seguenti. Gli Anau risalgono al XI secolo, i De Rossi e De Pomis al XIII secolo e al XIV secolo i giovani, la famiglia che significa dei giovani, la quarta famiglia, il quarto ceppo originario, ma la maggioranza degli italiani, quindi degli Italchim, ha ricevuto cognomi ereditari solo nel corso del 1500, perché solo in quel secolo che è adusa il dare i cognomi, una volta non c'erano i cognomi. La più grande categoria di cognomi è basata su nomi di località e questo lo troviamo ancora oggi, nomi di luoghi, di città, solitamente i nomi di città vicino a Roma da cui provenivano le famiglie che andavano a vivere nella capitale dello Stato Pontificio erano i Di Segni, i Piperno, Pontecorvo, Rieti, Tivoli e nel 1571 ci fu un censimento della popolazione ebraica di Roma nel quale 278 famiglie risultarono catalogate come italiani indigeni, mentre 110 come tramontani, cioè stranieri, quindi ebrei indigeni, italiani, gli Italchim, ed ebrei tramontani, cioè provenienti dall'estero, e però stanziati lo stesso in Italia, perché migravano, hanno sempre migrato. Per esempio migrarono in Italia anche dai territori dell'odierna Francia, e giunsero qui da 2 ondate, naturalmente conseguenti alle varie espulsioni, ai vari pogrom, no, venivano scacciati dai territori, anche dalla Spagna furono accolti prima del 1500 e poi furono improvvisamente cacciati via tutti e quindi anche lì ci fu una migrazione. La prima migrazione dalla Francia si produsse per l'espulsione nel 1394. C'erano i Visconti a Milano, per intenderci, e molti di essi si stabilirono in Piemonte. A partire dal Medioevo il Piemonte fu parte della Contea dei Savoia, uno stato che copriva i territori che oggi appartengono alla Francia. Le famiglie Foa, Segre e Treves, cognomi ordinari per noi, ne conosciamo parecchi, arrivarono durante questa ondata migratoria. E nei secoli successivi proprio questi nomi e queste famiglie segnarono la vita culturale dell'ebraismo italiano notevolmente, insomma. Il secondo grande gruppo di migranti ebrei arrivò in Italia da Marsiglia e altre città della Provenza, una regione annessa al Regno di Francia alla fine del 1400. L'espulsione degli ebrei dalla Provenza avvenne nel 1501. È di quest'epoca il cognome provenzale, come anche Passapaire e Sestieri, sono tutti cognomi. Gli Askenaziti rappresentano il terzo maggior gruppo di ebrei italiani e giunsero tra il 1200 e il 1600, principalmente da province germanofone che oggi corrispondono alla Baviera, all'Austria, in fuga anche loro da pogrom, da leggi razziali antiebraiche, eccetera. I migranti ashkenaziti si stanziarono principalmente nelle regioni settentrionali e nord-orientali della penisola, soprattutto in Trentino, ma anche nella Repubblica di Venezia,
Padova, Verona, la città stessa di Venezia, il mercante di Venezia di Shakespeare, nei ducati di Milano e Mantova e nell'area di Trieste. Ma Ashkenaziti si stabilirono anche in Piemonte e in Italia centrale e meridionale, seppur in minor entità. Fonti romane della metà del 1500 menzionano una congregazione ashkenazita a parte, dotata anche di una sua sinagoga, chiamata Scola Tedesca. Alcuni avevano già dei cognomi, come i Rappa di Norimberga. Questo nome diede origine alla famiglia Rappaport, diffusa in Europa dell'Est, gli Eilpron, in Italia più conosciuti con la dicitura Alpron, e i Minz o Minci. Questi nomi ritornano e ci sono ancora. Durante questo periodo però i cognomi erano rari tra gli Ashkenaziti, per questo motivo molte famiglie comprarono i loro cognomi ereditari una volta arrivati in Italia. Il cognome Katzenellerbogen ha origine dalla città tedesca da cui veniva il fondatore di questa dinastia di rabbini, quando giunse a Padova. Tante famiglie ashkenazite finirono per farsi chiamare coi nomi delle città italiane dove risiedevano, e questo l'ho trovato anche in un'altra fonte. Tra queste vi sono i Bassano, i Colorno, i Conegliano, i Pescarolo e i Soncino. I Soncino, dove c'è un bellissimo castello qua vicino tra Treviglio e Cremona e Crema, un bellissimo posto, tra l'altro, dove c'è anche la bottega degli stampatori ebrei, è molto interessante da visitare. Gradualmente il cognome tedesco e le sue varianti in tedeschi, todesco, todeschini, divenne uno dei cognomi più diffusi tra gli ebrei italiani. Altri cognomi famosi di famiglie italiane di origine ashkenazita sono Luzzatto e Morpurgo, anche questi comuni. Gli ebrei sefarditi apparvero in Italia in momenti diversi. Individui e famiglie erano già presenti tra il XIII e il XIV secolo. Dopo la cacciata dalla Spagna del 1492, molti ebrei spagnoli si stabilirono a Roma. Tra di essi alcuni portavano i cognomi Almosnino, Corcos, Gategno e Sarfatti. Anche questo è un nome noto. Tanto per intenderci, nel 1492 morì, oltre alle vicende di Cristoforo Colombo, ma morì in Italia anche Lorenzo il Magnifico, che fu molto intraprendente proprio con gli ebrei, perché erano banchieri e gli ebrei erano dei grandi prestatori di denaro a credito. Molte vicende in quest'epoca si intrecciano con gli Sforza a Milano. L'arrivo degli ebrei portoghesi, quindi come dire, in Italia in quell'epoca trovarono anche un terreno fertile per i loro affari e una buona accoglienza. È nella seconda metà del XVI secolo che si registra l'arrivo di nuovi migranti ebrei sul territorio italiano, i cosiddetti ebrei portoghesi. Venivano non solo dal Portogallo, ma anche dalla Spagna e dai territori sottomessi alla corona spagnola, tra cui la città oggi belga di Anversa. Tutte queste persone erano formalmente cattoliche. Ogni forma di culto ebraico era vietata e perseguita nei loro luoghi d'origine, e il loro attaccamento all'ebraismo era tenuto nascosto. Molti erano costretti a convertirsi al cattolicesimo, anche se poi segretamente continuavano a praticare i loro riti. Queste persone, in particolare gli ebrei convertiti a forza al cristianesimo alla fine del 1400, sono solitamente chiamati i marranos, da cui la parola marrani in italiano, che ha preso un'accezione un po' negativa, però in origine erano i marranos. Con lo spostamento a paesi dove l'ebraismo era tollerato, molte di queste famiglie iniziarono a professare la loro fede più liberamente. Inizialmente questo flusso si concentrò a Ferrara ed Ancona, ma alla fine del XVI secolo Venezia e Livorno diventarono le principali destinazioni. Numerosi gruppi di ebrei portoghesi, ex marrani, si stabilirono a Genova e in Piemonte tra il 1500 e il 1700. Questi migranti fondarono grandi comunità che seguivano il rito sefardita. Alcune famiglie recuperarono i cognomi dei loro antenati ebrei che erano vissuti nella Spagna medievale: Aboab, Attias,
Masaod e Namias. Altri presero i cognomi che indicavano a quale delle tre caste sacerdotali appartenevano i loro antenati, Cohen, Levi e Israel, e questi sono nomi stranoti. La maggior parte però scelse di mantenere i cognomi che usavano da cattolici, tra cui Fonseca, Lopez, Mendes, Pinto e Rodriguez. Col tempo Livorno, una di queste due città, Venezia e Livorno, fu unica città italiana, tra l'altro con un'importante presenza ebraica, che non istituì mai un ghetto, perché li accolse particolarmente, divenne il fulcro della vita ebraica italiana, attraendo tanti ebrei di ogni origine da tutte le parti d'Italia. La propagazione graduale del rito sefardita in Italia fu principalmente dovuta all'influenza degli ebrei portoghesi. Tra i secoli XVII e XX, XVII e XX, arrivarono in Italia, e quindi soprattutto a Livorno, tanti ebrei provenienti dal Nord Africa, che portavano con sé dei cognomi come Bushnak, Elaik, Razak, Rakach e Sasportas. Tutto questo mostra il grado di complessità della storia delle comunità ebraiche in ogni area geografica. Bene, io con ciò vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro buona settimana. Avete ascoltato Largo ai bambini,